Il compagno ucciso a coltellate, lei trovata in fin di vita nell'auto con il motore acceso, il dramma tra le mura domestiche in questo piccolo condominio di Polesella nel Rodigino. La vittima, Costantino Biscotto, aveva 55 anni, la sua compagna Rosangela Dal Santo, 57 anni, ora è in ospedale dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Sul suo corpo ecchimosi e ferite d'arma da taglio. L'omicidio è avvenuto al termine di un litigio violento, ma mentre il corpo dell'uomo è stato ritrovato all'interno dell'appartamento, quello della donna, priva di sensi ma ancora in vita, è stato ritrovato all'interno di quel garage laggiù mentre cercava di suicidarsi inalando il gas del tubo di scarico dell'auto. A dare l'allarme sono stati i vicini. Rientrando in casa, uno di loro ha sentito il rumore di un motore acceso nonostante il garage chiuso. Allora, insieme ad un altro condomino, ha cercato di forzare il basculante. Ho preso il manico del crick dal mio baule, ho fatto leva sulla porta, siamo riusciti a passare con le mani in 3 e abbiamo scardinato la porta e ci siamo trovati davanti a questa scena, lei chiusa in macchina col manicotto del tubo di scarica, insomma ormai era più di là che di qua. Sul posto ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco. Durante il sopralluogo per verificare la staticità dell'appartamento è stato scoperto il corpo senza vita di Costantino Biscotto, riverso a terra in salotto. I carabinieri di Rovigo hanno ritrovato e sequestrato 3 coltelli utilizzati durante il litigio tra la coppia. La morte del 55enne originario di Varese risalirebbe alla mattina di martedì, mentre la donna ha tentato il suicidio alle 20:30. Cosa è accaduto in questo arco temporale? I carabinieri stanno ricostruendo il buco di svariate ore, interrogativi a cui solo Rosangela può dare risposte. Secondo le testimonianze di alcuni vicini, pare che i rapporti tra la coppia fossero tesi a causa della gelosia, soprattutto di lei. Litigare ultimamente spesso. Ieri fatalità, io sono uscito di casa alle 10, ho visto che c'era qua il furgone, stranamente, però ieri sera è successo quello che è successo. Nei prossimi giorni è attesa l'autopsia che potrà ulteriormente chiarire la dinamica dei fatti.